Andare allora. Buongiorno, grazie. Siamo qui oggi in Regione Veneto, io ringrazio i presenti, ovviamente la giornata, siamo il 30 di luglio, non è quella più indicata, ma siccome per noi del Movimento 5 Stelle, da quando io sono in Regione, è la prima conferenza che facciamo qui, per noi è anche un piccolo battesimo da questo punto di vista. Ringrazio ovviamente, io spero ci siano molte persone collegate che possano apprezzare la giornata odierna, il tema, l'argomento che noi abbiamo dato e quello che abbiamo in qualche modo evidenziato qui e di cui andremo a parlare tra qui a poco, insomma, con la nostra ospite. Allora, arrivando da venerdì scorso c'è stata una bellissima manifestazione a Verona, poi ovviamente si sta ripetendo anche in altre città come Treviso, eccetera. Il tema della caccia, di questo famoso disegno legislativo, il disegno di legge 1552, che noi come Movimento 5 Stelle, che siamo ambientalisti per definizione, quindi tutela della fauna, dell'ecosistema, dell'ambiente, di tutto, non possiamo assolutamente in qualche modo condividere. Abbiamo un'idea di protezione dell'ambiente e degli ecosistemi diversa da quella che è nella maggioranza, in particolare dalla destra attuale che governa il nostro Paese. E quindi noi l'abbiamo tra l'altro ribattezzato Sparatutto, perché di fatto avviene in qualche modo, poi vedremo anche da questo punto di vista, avviene questo. E siamo pronti anche a dare battaglia in Parlamento, abbiamo preparato oltre 1 milione di emendamenti in Commissione di Agricoltura, perché speriamo che questo disegno di legge, poi che adesso va in votazione alla Camera, sia sicuramente modificato o comunque non passi in queste forme. Velocissimamente, ovviamente il tema della caccia, della sostenibilità, che ovviamente sapete è in Costituzione, l'articolo 9, e soprattutto a protezione delle generazioni future, non certo ovviamente per il solo presente, è un tema di grande importanza di conservazione del nostro ambiente e il disegno di legge che viene presentato stravolge di fatto tutto quello che è l'attuale sistema legislativo, il 157 del 92 sulla caccia, consentendo addirittura di andare a cacciare giorno, notte sul demanio forestale. Noi abbiamo più di 110 chilometri quadrati di demanio forestale, tra cui ovviamente anche la Regione Veneto, consentendo anche di andare a cacciare in terreni nevosi, in terreni privati che sono da di chi ne ha proprietà, li vuole preservare dalla fauna, dalla protezione della fauna, dagli animali selvatici e tutto questo, e quindi come vedete è uno stravolgimento totale che pensiamo noi come movimento, a solo privilegio di lobby della caccia e delle armi e non serve per in qualche modo proteggere il nostro ambiente e il nostro ecosistema. E quindi per questo oggi ci siamo adoperati qui in Regione, anche perché anche Regione Veneto ha qualche problema anche sull'eccedenza che può apparire di alcune tipologie di animali, il lupo in primis, ma altre situazioni. Adesso ne parleremo più approfonditamente, però credo che insomma anche Regione Veneto abbia molto da attenzionare questo decreto, questo disegno di legge che è in discussione, che arriverà alla Camera. Io non voglio perdere molto tempo perché ho qui con me oggi un ospite che ne sa ovviamente moltissimo, di fatto ha passato la sua vita su questi temi e quindi è in grado di raccontarci, di dirci quali sono le situazioni sia per la nostra regione che a livello generale. Ha contribuito, ovviamente è stata è stata una risorsa tecnica quando il nostro ministro Sergio Costa ha voluto portare in Costituzione l'articolo 9 e la tutela degli ecosistemi, dell'ambiente, della fauna selvatica, eccetera. Quindi ovviamente conosce ampiamente
l'argomento e le lascerò a brevissimo la parola e così potrà spiegarci quali sono ovviamente le criticità di questo disegno di legge e anche spiegarci in proiezione sia come Regione che a livello nazionale come possiamo muoverci da questo punto di vista. Qui con me ho la dottoressa Paola Peresin, veneziana doc, quindi non ci facciamo mancare niente, è laureata in scienze biologiche e da più di 40 anni si occupa di wildlife e wildlife manager di gestione faunistica presso enti locali ed università, aree protette e tutte le altre istituzioni che in modo afferente si ricollegano alla gestione della fauna. Grazie Paola della presenza, io ti lascio la parola, mi metto lì ad ascoltare con grande piacere, spero che sia apprezzato la tua conferenza sia a livello qui di presenza e che a livello di collegamenti e aggiorna e illuminaci su tutto quello che possiamo in qualche modo fare per portare, per cancellare questo disegno di legge sparatutto che in qualche modo non credo faccia il bene delle generazioni future. Grazie Paola. Io ringrazio il consigliere Flavio Baldan per avermi invitato, ringrazio il Movimento 5 Stelle per tenere conto di quello che diciamo noi tecnici e che probabilmente assieme diremo a sfavore di questo DDL 1552 e ovviamente alla Regione Veneto che ci ospita. E io e altri colleghi siamo completamente a sfavore di questo disegno di legge perché non si occupa di gestione faunistica, o meglio non si occupa di wildlife management. Mi dispiace utilizzare la lingua inglese anche perché la nostra lingua è una lingua bellissima, ma purtroppo bisogna farlo perché molto spesso quando noi traduciamo dei termini tecnici ne perdiamo le definizioni originali e associamo a queste definizioni una vaghezza che è sintomo in realtà di non aver capito di che cosa stiamo parlando. E il DDL 1552 dà effettivamente una risposta a quello che io ho appena detto. Il DDL 1552 non si occupa di gestione faunistica, ma si occupa di uno suo aspetto, che è l'aspetto infinitesimale, che è l'abbattimento. Sono due cose completamente diverse. La gestione faunistica è una scienza applicata che si prefigge di mantenere o diminuire o aumentare alcune popolazioni di specie selvatiche seguendo specifici obiettivi. Ebbene, gli obiettivi scientifici di questo decreto non sono comprensibili. Sembra, secondo me è chiaro, che il decreto invece ha un unico scopo, e cioè quello di aumentare gli abbattimenti, ripeto, di alcune popolazioni di specie selvatiche. È un po' difficile da capire, ma secondo me, quando parliamo di alcune specie totemiche, lupus in primis, questo ci aiuta a comprendere la difficoltà di capire scienze applicate come quella di cui io mi occupo, che si chiama la biologia della conservazione. Il tutto parte con la cattura di un lupo maschio che si chiama Slauz nella vicina Slovenia. Attenzione, siamo nel Monte Slaunic, che è l'ex Monte Tajano. Siamo a mezz'ora da Piazza Unità Trieste, quindi, come dire, non siamo nel mezzo della foresta amazzonica. Lì colleghi biologi dell'Università di Lubiana catturano questo maschio, gli mettono un radiocollare satellitare e poi lo liberano. Siamo nel luglio del 2011. È un giovane maschio, siamo sui 40 kg e l'animale ha dei 2-3 anni. Cosa fa un maschio di lupo quando ha quell'età? Comincia a capire che in famiglia non ci sta benissimo. Un branco di lupi è formato essenzialmente dalla sua famiglia. I genitori riproduttori più i figli magari di un anno precedente. Un branco sono circa 5, 6, 7, 8, 9, 10 animali. Questo animale, una volta che è stato radiocollarato, viene rilasciato dai colleghi e ritorna nel proprio branco.
ritorna nel proprio branco fino a dicembre dello stesso anno. Quindi catturato luglio 2011, a dicembre l'animale cosa fa? Lascia la famiglia e fa quello che qualsiasi lupo tenta di fare nella vita. Il lupo è una specie che passa la sua vita a giocare con i propri simili, siamo molto uguali noi in questo senso, accanto a questa specie selvatica. Mangia, si riproduce e dopo fa una cosa sola, cammina. La specie che ha il più ampio areale nel mondo siamo noi, Homo sapiens. La seconda è Ratto norvegicus, la pantegana, che però è una specie sinantropa, viene accanto a noi. La terza è il lupo. Quindi quello che Slauz fa è la cosa più normale che un lupo possa fare. Lascia il proprio branco e se ne va e comincia a cercare un nuovo territorio. Quindi niente di eccezionale, tutto normale. Dicembre del 2011 lascia il monte dello Slaunic, comincia a camminare. Purtroppo non riesco a farvi vedere delle diapositive che identificano il tracciamento che fa Slauz. Alla fine percorre circa 1174, sono le distanze cumulative tra una localizzazione e la successiva. Di fatto saranno oltre 2000 chilometri che questo animale fa in 3 mesi, passando dalla Slovenia all'Austria, dall'Austria all'Italia, durante tutta una serie di micro itinerari. È un animale selvatico, quindi non è che percorre una direttrice lineare, ogni tanto si ferma, torna indietro, poi va avanti e via così. Ma qual è il nocciolo del discorso di Slauz? Il nocciolo è che in questi 3 mesi l'animale compie più o meno 2000 chilometri, diciamo così, e arriva in Italia. Fenomeno eccezionale, ma manco per idea. Fenomeno mediaticamente importante? Assolutamente sì. L'animale era dotato di un radiocollare satellitare ed è stato seguito nei suoi spostamenti da dei media europei ma anche internazionali. Qui vi volevo far vedere alcuni articoli del Guardian, il Guardian è un quotidiano inglese, il quale seguiva l'itinerario di questo animale ed era conosciuto in tutta Europa e anche oltreoceano. Perché oltreoceano? Perché ovviamente noi abitiamo in un continente che è stato abitato più o meno negli ultimi 40.000 anni e soprattutto arriva in Italia. L'Italia è lunga e stretta ed è densamente e capillarmente abitata. Quindi, per esempio, per i colleghi biologi statunitensi noi abitiamo una realtà effettivamente originale nel nostro rapporto con la fauna selvatica. Aree statunitensi e canadesi non vedono questa sovrapposizione tra dove siamo noi e dove sono gli animali selvatici. Però, ripeto, era una realtà verificata e verificabile attraverso i media internazionali. Quello che succede da noi è invece una cosa effettivamente molto anomala. Non si conosce la biologia, ma ripeto, proprio di base di una specie come il lupo, cioè che è un animale che cammina tantissimo, e poi si fa fatica ad avere un punto di riferimento credibile per l'informazione su questo lupo, ma sulla specie e sulla capacità che abbiamo di condividere lo stesso spazio. In 3 mesi, siamo nel 2012, io purtroppo ancora una volta, è colpa mia, non ho la possibilità di farvi vedere gli articoli di giornali che cominciano quella che è una tragedia, una realtà tragicomica proprio del nostro paese che riguarda la presenza del lupo. Quindi innanzitutto si comincia a pensare che questa specie sia stata introdotta, o meglio reintrodotta. Non si hanno punti di riferimento credibili, ma ripeto, stanno
a 10 chilometri dal confine italiano. Quando il lupo Strauss è stato catturato, è stata un'attività che si inseriva in un progetto LIFE internazionale, sono dei LIFE europei, per cui tutti i dati sono free, sono liberi, sono aperti. Quando Strauss è stato catturato, non a caso, c'erano anche, per esempio, dei presidenti, come dire, di caccia di diritto, c'erano le istituzioni, c'erano anche dei cittadini con cariche istituzionali estremamente importanti, c'erano rappresentanti della società civile, quindi come dire un'attività trasparente, condivisa e condivisibile da tutti. Pare effettivamente incredibile che in una regione confinante come la nostra non si avesse neanche sentore di quello che stesse per succedere o quantomeno che sia successo. Dopodiché, alla fine, ve la faccio breve, questo animale arriva in Lessinia, che è un altopiano sopra Verona, e da lì comincia effettivamente il grosso impatto che ha il lupo. Il lupo è un grande carnivoro, ovviamente, e assieme all'orso sono specie che hanno grossi impatti sociali, soprattutto in quella categoria che per primi subiscono la presenza di questa specie, quindi gli allevatori. Dobbiamo tener conto che in quel momento partono 2 progetti internazionali, 2 progetti europei che hanno proprio lo scopo di essere un aiuto presso gli allevatori. La prima cosa che si deve fare quando arrivano grandi carnivori è proprio aiutare gli allevatori nella difesa. Loro si devono difendere dalla presenza dei grandi carnivori, perché ovviamente un grande carnivoro, se deve andare a predare un giovane cervo oppure un piccolo vitello, una pecora, sono animali quelli domestici che non hanno mantenuto le strategie antipredative, e quindi è ovvio che il lupo, se deve scegliere tra una preda selvatica e la preda domestica, va a prendersi la preda domestica. Quindi in quei progetti, lo scopo di quei progetti era quella di dare degli strumenti agli allevatori per difendersi dalla presenza di quella specie. La cosa interessante per me dal punto di vista tecnico è che quegli strumenti non sono stati inventati dai biologi, ma sono strumenti che sono stati forgiati, raffinati dagli allevatori stessi quando non hanno mai smesso di convivere con grandi predatori. In 2 parole, in Italia, i pastori umani abruzzesi. Il lupo da noi non è mai stato eradicato, non è mai stato fatto scomparire, non è mai scomparso dall'intera penisola, ma durante il crollo della popolazione anni 70 è rimasto un piccolo nucleo nell'Appennino centro-meridionale italiano, ed è lì che gli allevatori hanno continuato a difendere le proprie greggi, fondamentalmente pecore, e hanno continuato un'attività che continua almeno da 3-4 secoli avanti Cristo. Quindi l'idea che fossero i biologi a creare queste misure di prevenzione, francamente non so a chi è nata. Perché? Perché dal punto di vista pratico, voi lo sapete meglio di me, gli allevatori non sono dei biologi, tu non puoi andare a raccontare agli allevatori quella che è la biologia, i parametri di base, le variabili biologiche. È gente estremamente pratica, ma proprio la loro praticità ha fatto in modo di mettere in atto le misure di prevenzione che, tra parentesi, dall'Italia sono state estrapolate nel resto del mondo. Noi abbiamo una misura di prevenzione che funziona più o meno da 24-25 secoli ed è il cane da pecora abruzzese. Maremmano è un'altra roba. Il cane da pecora abruzzese, quel cane molto grosso, parliamo di 40-50 kg, cioè non è un pincher, ed è una razza che è stata selezionata artificialmente dai pastori umani abruzzesi.
È una razza talmente efficiente che 2 coniugi biologi statunitensi, quando hanno dovuto difendere le loro pecore o anche le loro vacche dai coioti, si sono fatti un giro in Eurasia e hanno valutato tutti i cani da guardiania. Ebbene, hanno deciso che i più efficienti erano quelli italiani e se li sono importati negli Stati Uniti. Quindi l'Italia ha il pregio di aver selezionato artificialmente quella che è una misura di prevenzione che funziona in tutto il mondo. Sono dei cani, quindi non sono degli strumenti abiotici, non è un interruttore che schiacci e funziona con on-off. Di là da quella che è la caratteristica del cane da pecora abruzzese, tutti voi avete direttamente o indirettamente avuto un cane è un prodotto semilavorato. Ha dentro la sua molecola di DNA delle istruzioni che però dovete essere voi, noi, nel caso del cane da pecora abruzzese, i pastori a sapere accenderle o meno. Affinché un cane funzioni ci vogliono più o meno 1, 2, 3 anni. E noi in Veneto abbiamo degli esempi eccellenti di come alcuni pastori che sono stati dotati da cane da pecora abruzzese che hanno una determinata linea di sangue sono in grado di lavorare in maniera eccellente nella difesa del gregge rispetto agli attacchi da lupi. Un altro metodo di prevenzione, ancora una volta, non è stato creato da dei biologi, ma degli allevatori francesi che dovevano in quel caso difendere greggi e manzetti e vitelle, per esempio, dalla presenza di cinghiali. In quel caso lì loro hanno forgiato quelli che si chiamano recinti elettrici. Quelli sono degli strumenti abiotici non viventi, li basta accendere e spegnere l'interruttore. Sono, ripeto, quindi entrambi strumenti che sono stati creati, raffinati dagli allevatori. Il fatto che in alcuni casi, non pochi, il mondo degli allevatori non solo, come dire, si tenga lontano, ma abbia un atteggiamento ostativo nei confronti delle misure di prevenzione, francamente è incomprensibile. Non si è capito. Io credo che forse i rappresentanti stessi non conoscano molto bene il mondo dell'allevamento. E questo, secondo me, è una cosa che, per esempio, in questo DDL, e cioè la complessità di quello che noi dobbiamo affrontare dal punto di vista della gestione faunistica, non viene minimamente considerato. Vengono anche in qualche modo umiliati gli allevatori, c'è un'umiliazione del mondo rurale, perché questo decreto, secondo me inconsapevolmente, o forse no, non lo so di fatto, non tiene conto della cultura rurale che fa parte del nostro paese. Seconda cosa estremamente importante, a mio avviso, è proprio che questo decreto gioca molto con il significato delle parole. Noi siamo passati da una gestione faunistica che si sovrappone con l'abbattimento, ripeto, e questo è estremamente importante dal punto di vista storico perché ultimamente è stato superato. Molti di voi sentono che viene usato l'aggettivo, scusatemi, scientifico molto spesso. Quindi c'è, come dire, una sovrapposizione di stati d'effetto, però accanto si ha il timore di renderla evidente e quindi si usa il termine scientifico. Il termine scientifico significa fondamentalmente un appello a quella che è la conoscenza scientifica. Ma la conoscenza scientifica è completamente diversa da quello che esiste in questo DDL. Qui noi non ci appelliamo alla conoscenza scientifica, che è una conoscenza condivisa, ci appelliamo a quella che tecnicamente viene chiamata conoscenza, o meglio verità di fede, cioè quella che è la verità amministrativa. Quindi ancora una volta in questo decreto
si mastica pochissima scienza, che io ed altri colleghi invece crediamo sia la convergenza da usare per aiutare la convivenza con queste specie, e invece la si sovrasta con quella che è la verità amministrativa. Quindi ancora una volta un'assenza totale di dati, non vengono citati i dati che noi conosciamo, non vengono in qualche modo messi a disposizione questi dati, ma viene sempre di più considerata l'esperienza personale, a parte quella degli allevatori, come deus ex machina di questo DDL. Questo secondo me è molto pericoloso, perché ancora una volta nel DDL io non ho un obiettivo chiaro. Qual è l'obiettivo? Ridurre le popolazioni di specie selvatiche attraverso l'abbattimento. Questo non funziona da nessuna parte. Noi riusciamo in qualche modo a contenere alcune popolazioni, ma di specie domestiche. È chiaro che da questo DDL si fa ancora fatica a riconoscere la capacità di intervento che abbiamo noi con i domestici. C'è un problema di zoonosi, di epizoozia. Tu puoi intervenire su specie domestiche, aviaria, capannoni, con tacchini, galline, lì c'è un problema, elimini tutto. Quello lo puoi fare perché sono animali domestici. Le specie selvatiche sono specie che occupano spazio indipendentemente da quello che vogliamo noi e mangiano cose indipendentemente da quello che noi gli diamo. Quindi ancora una volta si confonde l'ecologia di un cinghiale con la gestione ordinaria di un maiale. Se il DDL aveva come scopo il contenimento di una popolazione di cinghiali, questo nel DDL è evidente che non si può fare. L'ecologia del cinghiale non viene minimamente intaccata da degli abbattimenti che già da ora si possono fare ovunque, comunque, con qualsiasi strumento. Ancora una volta si confonde la gestione delle specie domestiche, che sono specie che noi abbiamo manipolato geneticamente negli ultimi 10.000 anni e la cui vita dipende da noi, ma si confonde l'ecologia di quelle specie lì con l'ecologia delle specie selvatiche. Una appartiene alle leggi che noi abbiamo creato per loro. Le specie domestiche non esistono in natura, le abbiamo manipolate e noi di quelle lì riusciamo a fare qualsiasi cosa. Aumentiamo le loro popolazioni, le diminuiamo, le eradichiamo. Con le specie selvatiche non stanno alle leggi che vogliamo noi, stanno alle leggi che si chiamano leggi naturali. Le prime domestiche sono afferenti alla zootecnia, le seconde sono afferenti alla biologia della fauna selvatica. La scienza che le caratterizza si chiama la biologia della conservazione. Ancora una volta in quel DDL si fa confusione tra le parole. Io penso invece che nel nostro paese noi dovremmo in qualche modo condividere tutti il significato delle parole, perché io sono sempre più convinta che la scienza, anche quella applicativa, cioè la gestione faunistica, che non è l'abbattimento. L'abbattimento può rientrare alla fine di tutta una serie di processi e di procedimenti. La sentenza della Cassazione 282 del luglio di quest'anno ha scritto questo. L'abbattimento deve essere la parte finale della applicazione di tutti i metodi ecologici che sono già scritti nella nostra normativa.
procedere con l'abbattimento senza aver messo in atto tutte quelle strategie gestionali che noi abbiamo scritto in legge è anticostituzionale. Noi abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale, quindi abbiamo un DDL che evidentemente non tiene conto della normativa vigente e, se posso permettermi una piccola nota non tecnica ma proprio sociale da cittadina, penso sia importante anche smetterla di sprecare del denaro pubblico con quelle che sono delle strategie di intervento. Ne cito solo una: ampliamento di calendari venatori e altro, che hanno solo lo scopo di rappresentare dei desiderata di un certo mondo della nostra società, ma sapendo che saranno già stati cassati nelle sedi opportune, queste continuano a rappresentare uno spreco di denaro pubblico che, secondo me, il nostro Paese non si può ancora, credo, sempre di più permettere. Quindi quello che io penso è che questo DDL sia da rigettare innanzitutto perché va contro ai principi tecnici, ma proprio basici, che noi come Paese dobbiamo cominciare a condividere, perché io credo che noi dobbiamo avere tutti un obiettivo comune, che è la coesistenza tra noi e altre specie selvatiche che indubbiamente provocano dei grossi impatti. È nostro compito, in realtà è compito delle scelte politiche, fare in modo che questi impatti non si tramutino in conflitti sociali. Noi abbiamo degli strumenti che sono strumenti scientifici, tecnologici e tecnici per rendere, non dico zero, ma quasi questi impatti. Noi adesso riusciamo a farlo. Tra parentesi, lo fanno gli stessi allevatori. Quindi io credo che sarebbe ottimo ricominciare a considerare la cultura rurale, quella vera e non quella che viene millantata, usare gli strumenti scientifici, tecnologici e tecnici per una convivenza, non dico pacifica, ma quantomeno la meno conflittuale. Non so se sono stata utile o esaustiva. Grazie. Allora, grazie Paola, mi pare ampiamente sia tu abbia dato le tue, insomma, la tua opinione, mi pare che sia molto chiara in merito, anche con un taglio ovviamente che forse dal lato cittadinanza è poco conosciuto. Io prendo, a me tocca anche ovviamente come ambito politico, visto che le scelte spettano anche ai politici, tra le spese ovviamente di queste consulenze che di volta in volta vengono fatte anche a enti come enti regionali come l'ARPAB eccetera, c'è anche Regione Veneto, di fatto però non abbiamo risolto granché, quindi su questo ovviamente saremo anche attenti a non spendere risorse per situazioni che poi di fatto, come ci ha spiegato Paola, non modificano di fatto nulla, perché la risposta, da quel che ho capito, deve essere soprattutto sociale da questo punto di vista, e noi magari prenderemo al volo questo suggerimento per ascoltare il più possibile, come abbiamo fatto fino adesso, le categorie, gli stakeholder, tutti gli interessati di questa regione, per ascoltare direttamente gli allevatori e comprendere bene di cosa hanno bisogno e cosa possiamo fare, e dare suggerimenti che siano pratici, effettivi e non in consulenze che poi si perdono ovviamente solo in risvolti, diciamo, economici. Ringraziando nuovamente Paola, ovviamente chi è in ascolto, i presenti, se c'è qualche domanda Paola risponde volentieri, e ovviamente se no vi ringraziamo ovviamente. Noi le slide mancavano, ma sono mancate anche, forse abbiamo fatto una specie di magia, perché probabilmente ci ritroveremo in questa sede, proseguiremo i discorsi man mano che il disegno di legge viene avanti,
e quindi magari la prossima volta queste slide le potremo vedere e amplieremo, torneremo sicuramente su questo capitolo, insomma, che riguarda, sul quale noi come movimento abbiamo messo da sempre, mettiamo attenzione, e quindi sarà occasione magari di poterci rincontrare, rivedere e approfondire ulteriormente man mano che questo disegno di legge, speriamo, sia in qualche modo modificato, va avanti da questo punto di vista qua. Noi abbiamo una visione completamente differente e mi auguro che, insomma, gran parte dei cittadini rispondino a una visione più o meno che è quella che abbiamo noi come movimento, rispetto a quelle che evidentemente hanno lobby ben precise o situazioni ben precise che in qualche modo cercano di dirci, di comunicarci che c'è bisogno di abbattimento, quando in realtà, insomma, di fatto questo già avviene da tempo, come ci ha spiegato Paola, eccetera. E guardate bene, non risolve nemmeno i problemi degli infortuni, di incidenti di caccia, eccetera, perché io mi chiedo come, se già ovviamente annualmente abbiamo degli incidenti, e sicuramente questo è un aspetto negativo, e ampliando il fatto di poter sparare da tutte le parti, spiaggia, montagna, terreni con la neve, dappertutto, mattina e sera, mi chiedo come questi incidenti non ci sia il rischio che aumentino ulteriormente. Grazie ancora, se ci sono domande siamo a disposizione.